Ragazzi, ripeto, addirittura alcuni non imputabili, però altri anche diciamo sedicenni, parlavano di creare con le stampanti 3D delle armi e all'esito della perquisizione poi queste armi sono state rinvenute, quindi poi utilizzarle è un attimo. Accanto al problema delle infiltrazioni, se non di un vero e proprio radicamento della mafia, della grande criminalità organizzata nel tessuto economico del Veneto, anche nel nostro territorio c'è un pericolo terrorismo che con l'avvento di internet può raggiungere persino soggetti giovanissimi. È un fenomeno inquietante quello che racconta Barbara Sargenti, la nuova procuratrice aggiunta di Venezia. Noi ci troviamo, no, delle chat di gruppo che sono tra ragazzi minorenni anche addirittura non imputabili, che prescinde da contenuti adesivi ad una ideologia che può essere appunto la ideologia jihadista come quella accelerazionista, suprematista, neonazista. Un mondo ideologico che costituisce soltanto una impalcatura per una fascinazione della violenza come senso di appartenenza e quindi anche diciamo, che fa leva su frustrazioni, su disagio personale, familiare, psichico. Alla Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma, durante la cerimonia di insediamento, la procuratrice di Venezia Alessandra Dolci ha definito l'arrivo di Barbara Sargenti un eccellente acquisto e un importante contributo all'organizzazione della procura. Sargenti proviene dalla Direzione Nazionale Antimafia, dove ha ricoperto il ruolo di sostituta procuratrice. Alla fine del decennio scorso ha già collaborato con la Procura veneziana, della quale quindi già conosce la realtà e i problemi legati alla criminalità organizzata. Molto spesso queste infiltrazioni ovviamente sono relative ai maggiori settori produttivi e con ricadute nelle amministrazioni che sono collegate da un rapporto di collaborazione interistituzionale con le realtà produttive e commerciali.